Appena. Oh, e tu allora, che hai fatto? Di no. Hai secondato un avione? Non hai mica paura. Non hai mica avuto paura, in come questi terroristi. Oh, terroristi, ci n'era uno nell'avione, giusto? Wow. Wow, ti dico, ce n'era uno, era accanto a me, posava accanto a me, un uomo maio, capelli neri corpo, con occhi verdi, e una wow, ci puzzava l'aria. Era così bravo, mi pareva tranquillo, allora mi sono stata accanto a lei per farmi prendere compagnia e gli ho proposto di mangiare una frittella, quando l'ha vista la frittella. Quando l'ha vista la frittella è saltato in cresta, mugliato, granate! E poi salito, mi ha messo una pistola in petto, mi ha detto, je vais te salter! Ho detto, ma non mi domanda saltare. Non ha manco parascito, monsieur, io. Magari. Sarà stato giù Ferenzi. Guai della mia. Ah, quanto a me c'è stato tutta l'ora. Oh, che io penso 80 di te, c'è stato un parapietena, non te l'avione, perché l'uomo pure una luna in cundetta in una cabina, così non metti una bomba. Una luna? Da chi una luna? Chi voleva fare una luna? Tu stai sempre in giro, capisci mica, ma sei gente. La Giuletti che ha detto che avete salté. Un tipo c'hai una smania sessuale. Così, mi piatta così. E allora i roni mutavano, trasaltavano. La Giuletti ha detto, no, i miei tintironi, siete tranquilli. Un muovetti qui, che c'ha Margherita qui. Margherita? Vuoi dire chi? Oh, Maruna. Oh, Dio santo. Vuoi dire che tu sei andata tu? Allora, A tua età, Margherita? E a metà, non rischiamo più nulla, mora pa mora.